amante della musica, un ringraziamento a chi ha seguito la visita guidata alla mostra Renato Varese Conegliano, un artista, una donazione, una città. Ricordo che la mostra è stata prorogata fino al 14 giugno, quindi non è questa la giornata conclusiva, siamo molto contenti. Una mostra che è da vedere, che fa conoscere al mondo intero l'universo poetico davvero profondo, intimo di Renato Varese. È una mostra questa anche in occasione dei 100 anni del maestro Renato Varese, è scomparso 2 anni fa, e una mostra inoltre che ci dà l'onore e il pregio di vedere anche la collezione Varese, cioè 13 opere che gli eredi, i figli di Renato Varese, Pina Grazia e Angelo, hanno voluto, interpretando un desiderio del papà, lasciare al comune di Conegliano. Quando la mostra sarà conclusa, grazie. Quando la mostra si concluderà, la sala Varese sarà sempre visitabile. Sono 13 opere che racchiudono davvero in una mirabile sintesi tutto l'universo artistico del maestro. Un maestro del nostro tempo, un testimone del nostro tempo. Io ringrazio davvero di cuore l'amministrazione comunale che ha anche permesso questa proroga, ringrazio il Rotary Club Conegliano, ringrazio l'associazione Contrada Granda, ringrazio l'associazione Intart e tutti gli sponsor, Sarlo Group, GIN Antifurto, Hotel Canon d'Oro, che hanno reso possibile questo evento, questa mostra che, ripeto, continuerà ancora, perché la Sala Varese, e mi permetto di ricordare anche questo, Sala Varese che porta il nome LR Varese, gli iniziali di Varese, ma L di Liliana, la moglie di Renato Varese, sempre presente, sempre attenta, vicina a questo suo straordinario mondo. Un grazie a tutti e vi aspettiamo ancora alla visita della mostra. Grazie. Grazie. Come di consueto do il benvenuto a nome del Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto e del Rotary Club Conegliano a questo 35esimo concerto meridiano, 35esimo appunto, e altri 2 ne sono ancora in programma fino alla fine dell'annata rotariana. E questa mattina abbiamo 2 persone che conosciamo già, 2 giovanissime musiciste che ci hanno già deliziati singolarmente, che oggi si esibiscono in duo. Quindi personalmente sono molto curiosa di sentirle e penso che non tradiranno le aspettative. Chiamo dunque Miriam Pipitone e Margherita Spicci a prendere le loro postazioni per deliziarci.
Thank
Ci avete deliziate. E come sempre consegno l'attestato di partecipazione in ordine alfabetico a Miriam Pipitone. Questa vostra meraviglia alla famiglia Varese, all'artista e a tutti i suoi familiari che sono stati così generosi con noi coniglianesi. Grazie. Ci aiutano a fare questi nostri eventi che sono arrivati appunto al 35esimo appuntamento. Il Comune di Conegliano innanzitutto per il suo patrocinio e per la messa a disposizione delle sale, quasi sempre è il Comune insieme con la parrocchia a mettere a disposizione le sale. Vedo qui presente l'assessore, poi le cedo la parola per un breve saluto. E ringrazio i nostri sponsor, Banca della Marca, Masottina, Home Cucine, Corte Armonica che ci mette a disposizione il pianoforte che abbiamo nella sala degustazione nel convento di San Francesco, Vive TV che tutte le domeniche ci segue e mette in diretta il concerto per chi non può essere presente e permette poi di rivederlo a chi vuole su YouTube, è a disposizione. E ringrazio il pubblico naturalmente, perché se non ci fosse il pubblico il concerto avrebbe proprio senso. Ringrazio la Clara Schumann, Musica e Cultura APS, vedo qui davanti la professoressa Paola Vianello che si schermisce, non vuole mai essere presentata. Anche grazie al suo impegno personale. La maestra Tornari è giusto ringraziare perché sottolineo non hanno neanche una 18 anni, dico bene, non li avete compiuti. Wow! Quindi, l'appuntamento di settimana prossima, ci troveremo sempre alle 12, il 14 di giugno, domenica, a San Francesco nella sala degustazione per un concerto di pianoforte e sassofono, quindi non perdetevelo perché è qualcosa di particolare. Bene, io auguro una buona domenica e naturalmente cedo la parola come avevo promesso all'assessore Sardi
che ringrazio perché, lo dico sempre e non per piaggeria ma perché è vero, è fondamentale per il nostro progetto. Grazie. Devo dire che è sempre una grande soddisfazione vedervi numerosi. Questa è un'occasione particolare, diciamo, la chiusura, in realtà non è la chiusura perché la mostra sarà prorogata, di una bellissima occasione culturale dei coneglianesi, perché il maestro Varese era coneglianese e ha sicuramente onorato la nostra città di tantissimi anni di lavoro e di maestria, e quindi sicuramente questo è un'occasione particolare per noi coneglianesi, ma coronati da tanta bella musica. Conegliano questi ultimi anni, diciamo che quest'anno ha inaugurato il 4º anno del Festival della Musica nel Paesaggio. Per me, l'ho detto anche in conferenza stampa, è veramente un risultato importante. Abbiamo cominciato con quello e abbiamo dato la stura, scusate il termine, a tanta musica, tanta musica. Quest'anno il Rotary Conegliano e Vittorio Veneto insieme al Rotary Conegliano hanno voluto darci anche questa meravigliosa opportunità dei concerti meridiani, un appuntamento fisso che con grandissima costanza vi assicuro che l'amministrazione mette a disposizione le sale, certamente, ma la costanza nell'organizzazione, nel continuare e nel non demordere mai, perché le difficoltà sono sempre tante, è tutta di questi due club che è, diciamo la verità, della presidente Anna Favarato del club Conegliano e Vittorio Veneto, che hanno sicuramente portato un qualcosa in più. Ma vi ricordo che ci sarà appunto il Festival della Musica nel Paesaggio nel weekend 20-21 di giugno, e il prossimo invece weekend avremo il Festival della Cultura 13-14, molto importante, con il 14 la chiusura del Festival della Cultura con un concerto interessantissimo, Russia America, 2 pianoforti e le percussioni. Questi sono 2 artisti del nostro territorio, noi in genere cerchiamo di privilegiare le nostre maestrie, sicuramente più importanti, perché nel territorio ne abbiamo tante, come voi, che speriamo di vedere ancora in futuro qui da noi. Il festival quindi si chiuderà con il concerto il 14, Russia America, si intitola Gershwin e Stravinsky, quindi sicuramente sarà molto interessante. E vi ricordo infine, appunto, al tramonto della domenica 21, Raffaele Gualazzi con l'orchestra Naonis. I biglietti sono a disposizione sia su Eriens, si possono acquistare anche la sera stessa, oppure all'Istituto Benedetti Michelangeli dalle 15:30 alle 18, sono già aperte le vendite. Ringrazio a tutti, Conegliano, viva la musica, viva l'arte, viva la cultura. Grazie. Le scuole. In fondo alla sala trovate una cassetta per chi vuole lasciare un contributo. L'ingresso è libero, ma è molto gradito un contributo per chi vuole lasciarlo. Grazie. Grazie.